Bene, buonasera a tutti. Ringrazio intanto i partecipanti, il sindaco che ci ospita per quello che ci ha detto e ringrazio quelli che ci hanno sollecitato ad affrontare questo problema. Li ringrazio perché io mi occupo di agricoltura da tantissimi anni, però venendo dal Bellunese mi occupo di zootecnia e molto meno di viticoltura, e quindi per me è stato un aspetto nuovo questo che ci è stato chiesto di affrontare. Noi abbiamo deciso, sulla base di queste sollecitazioni e delle verifiche che abbiamo fatto, appunto di assumere una iniziativa per arrivare alla rideterminazione, come abbiamo detto nel titolo, delle nuove disposizioni per la determinazione della superficie dei terreni agricoli, perché questa è una questione economica, certamente, perché poter produrre il giusto, non di più il giusto, è una questione economica, ma appunto poter produrre il giusto è anche una questione di giustizia ed è anche una questione etica, perché non si capisce perché ci siano dei produttori che si trovano a dover subire uno svantaggio rispetto ad altri. La maggior parte, sono cose che voi ovviamente sapete benissimo, la maggior parte delle superfici della zona di OCG del Prosecco si trova su terreni collinari, in cui quindi la questione della pendenza gioca un ruolo importante. Non solo la vostra zona, non solo il Prosecco, analogo discorso potremmo fare ad esempio anche per il Soave, che si trova in gran parte in zone collinari, e anche per altre produzioni, quindi il problema riguarda principalmente i produttori di questa zona, ma non solo i produttori di questa zona. Bisogna dire fra l'altro che il modo con cui ci si è venuto a creare queste produzioni, realizzare queste produzioni, hanno creato un paesaggio di una bellezza e di una unicità esclusivi. Cioè questi vigneti coltivati in collina sono diventati una particolarità straordinaria, tant'è che c'è anche la candidatura al patrimonio mondiale dell'umanità, questa richiesta di riconoscimento all'UNESCO. Tra l'altro sono uve e vini di standard straordinariamente elevati, proprio grazie alla loro collocazione, alla loro esposizione, che direi perfetta, alle rese molto equilibrate. Però tutto questo si scontra con il fatto che lavorare in terreni in pendenza comporta molta più fatica, molto più tempo e molti più costi. Costi e difficoltà di produzione che non si hanno quando si lavorano terreni posti in orizzontale. Io che appunto vivo in montagna dico sempre che la differenza tra vivere in montagna e vivere in pianura è la differenza tra vivere in pendenza e vivere in orizzontale. In pendenza bisogna sempre trovare il giusto punto di equilibrio, in orizzontale è naturale il punto di equilibrio, quindi è una difficoltà e appunto anche un costo molto alto. C'è una maggiore esigenza di lavoro manuale, minori possibilità di meccanizzazione, e quindi c'è un problema che si pone: come? Perché tutti quanti sono disponibili a dire questo paesaggio meraviglioso va preservato, guai se i produttori della zona collinare dovessero mollare, innanzitutto perché perderemo un prodotto di straordinaria qualità, ma perderemo anche questa unicità del paesaggio. Però non bastano le parole, dire, e gli auspici, insomma, no?
com'è che difendiamo questa produzione straordinaria, com'è che difendiamo questa parte, soprattutto nel momento in cui c'è un aumento consistente di aree di produzione TOC, ma è difficile, io immagino insomma, che non sia facile andare a spiegare a un americano piuttosto che a un giapponese la differenza che c'è fra il prosecco di OCG e il prosecco TOC. Quindi insomma, si pone, va un po' oltre, se volete, la questione della rideterminazione dei terreni, però è un problema più generale che io penso che sia doveroso che ci si ponga, e in primo luogo è un problema che deve porsi la Regione, perché altrimenti la DOCG rischia di rimanere un'opera a metà che non ha poi i necessari riscontri. Ecco, attualmente, comunque, per ritornare al nostro tema, la superficie catastale rappresenta la proiezione orizzontale della superficie reale e significa che si perde terreno, significa che si perde superficie, significa che la superficie catastale non è la superficie reale. Quindi quando il vigneto è posto in pendenza si ha una differenza fra superficie reale e la superficie che è stata, che viene definita nel catasto viticolo, con una penalizzazione per il produttore che può essere anche consistente. Ripeto, dico cose che voi conoscete benissimo, ma tanto più è pendente il terreno, tanto più è maggiore la perdita di possibilità produttiva che si ha. Se poi la pendenza comincia a essere superiore al 50%, la perdita diventa anche molto significativa. Tutto ciò causa evidenti penalizzazioni quando i vigneti devono sottostare ai massimali di resa stabiliti dai disciplinari di produzione. Un atto quindi importante dal punto di vista economico, ma dicevo anche di giustizia, è quello di consentire di produrre in base alla superficie reale del terreno. Questo è il senso dell'iniziativa, che noi non scopriamo nulla di questa cosa, si parla da tanto tempo. Io ringrazio la dottoressa Gaiotti del Centro di Ricerca per la Viticoltura, perché loro di questo problema hanno studiato tutti gli effetti, le cause e anche i possibili rimedi. E la dottoressa Gaiotti oggi appunto ce li illustrerà. Voglio precisare ancora una cosa, sia chiaro che non si tratta di consentire di produrre un maggior carico a ettaro, che potrebbe alterare la qualità dei vini. Si tratta semplicemente di consentire di produrre quello che è giusto in base alla superficie reale del terreno. Si tratta quindi di introdurre dei fattori di correzione. Noi abbiamo individuato due strade. Una strada è un disegno di legge nazionale che potrebbe essere d'iniziativa del Consiglio regionale o che i nostri parlamentari potrebbero presentare direttamente, e noi abbiamo ipotizzato di un unico articolo che avete anche nella cartellina, e con il quale appunto si dice che la misurazione dei terreni agricoli per la determinazione della relativa superficie può essere effettuata con riferimento alla superficie reale. E poi si dice che è il produttore che deve farsi carico di questo, eccetera. Ma è un disegno di legge molto semplice, appunto di un articolo unico, che a detta dei esperti del nostro esperto legislazione, del nostro ufficio legislativo, può essere fatto. L'altra strada invece, e quindi noi abbiamo preparato questo disegno di legge e adesso verificheremo se farlo, approvarlo in Consiglio regionale o se è il caso che lo presentino direttamente i nostri rappresentanti in Parlamento. Ma c'è anche un'altra strada che è appunto quella che attiene alla
illustrazione che ci farà la dottoressa Cagliolo. È una strada che ridetermina le rese, un aumento delle rese possibili in base appunto alla pendenza del terreno. Adesso la illustrerà lei. Questa ipotesi ha il pregio di poter essere fatta con una delibera della giunta regionale e quindi presto, velocemente, mentre tutti voi immaginate che l'iter di una legge nazionale poi le due cose a qualche tempo in più, insomma, ecco, ammesso che in questo momento l'Italia in Parlamento con tutti i problemi che ci sono ci sia la disponibilità ad affrontare questa questione, però le due cose fra l'altro non sono in contrasto, perché la delibera di giunta è un correttivo, non sarebbe la sistemazione ideale e definitiva, ma è un correttivo che andrebbe incontro alle esigenze dei produttori, e nel frattempo si potrebbe fare la legge nazionale che quindi sistemerebbe definitivamente la questione. Quindi come Partito Democratico abbiamo deciso di porre all'attenzione questa questione, di sollevarla e di individuare anche due strumenti di intervento, appunto la delibera regionale e la legge nazionale, che consentirebbero di affrontare la questione e di dare una risposta che dai produttori della zona di OCG e Grosseto è attesa da lungo tempo.